Benissimo, l'agitatore. Nell'ospedale c'è anche l'agitatore è importantissimo perché davvero aumenta il consenso in una maniera mostruosa. Qua c'è pure l'agitatore. Qui non lavorano poche persone, però guardate, leader sindacale. Ragazzi, allora facciamo un attimo di pausa per mettere per bene questi nuovi responsabili. Allora, qua no, il governo, questi sono con noi, penso. Ambientalisti, più che ambientalisti metterei l'agitatore, aumenta di 1 l'approvazione, assumi. Qua c'è il tattico, gli mettiamo il leader sindacale. Mentore, no, forse il mentore. No, meglio il leader sindacale. Nella torretta, no, nella torretta, qua non si può mettere. Qua sì, nell'ufficio dei camionisti mettiamo il tattico, il mentore, per aumentare quindi quello che abbiamo detto. Nella caserma mettiamo il generale, l'efficacia degli edifici militari aumenta di 10. Nell'ospedale c'è l'agitatore. Qua non c'è nessuno. Qua come non c'è nessuno qua? Ambientalisti, riduce l'inquinamento perché siamo in una zona. Perfetto. Qua mettiamo un capomastro, no? Proprietario, aumenta la qualità delle abitazioni, perfetto. Qua mettiamo un agente. Perfetto. Il casino dov'era? Il casino non l'ho messo. E qua nella polizia non lo so. Per adesso nient'altro. Andiamo avanti. Salviamo. Ok, andiamo avanti. Ok. Ah, vero, dovrei rimodernizzare queste. Allora, qua cosa vogliono? Gli USA vogliono piazzare alcuni dei loro missili a troppo. Allora, però, adesso dobbiamo... Facciamo sto hotel, subito, ora appena arrivano i soldi iniziamo a fare l'hotel. Perché dobbiamo accettare nuove missioni. 12.000, 30.000, intanto adesso le merci scatola... Allora, aspettate, ma cosa serve per fare le merci scatole? Caffè e penso che ce l'abbiamo. 1 e 2. L'efficacia aumenta di 20 e l'efficacia aumenta di 20. Ci mettiamo il capomastro, efficacia e qualità del lavoro. Vabbè, in questo mettiamolo perché ne abbiamo solo 2. Ok. Poi ci serve il pesce, abbiamo detto. Pontile, dove sono i pesci? Qui. Ok. Uno qua. Zzica, ragazzi, qua come facciamo? Tutta questa roba concentrata in questa zona. Veramente il traffico si congela. Poi, che serve? Caffè. Ananas mi sembra che li avevamo messi qua, vediamo. Zucchero, cotone, ananas, banana. Ce n'è uno solo di ananas, allora ne mettiamo. Sono finiti i soldi, va bene, volevo mettere un altro. Sì. Così diamo anche lavoro, diciamo, a quelli meno istruiti, così col pontile o... Ecco, adesso finiremo la banca. Questa missione la voglio, però. Ecco, appena la banca verrà inaugurata. Ecco la missione che è stata completata. Appena... Ecco, dai, sparisci missione. Ci siamo. Gli USA vogliono... Abbiamo altri 1000. Cosa dovevo fare? L'ananas. Piantagione di ananas. Ananas. Qua vanno benissimo. Una può andare. Poi cosa voleva? Caffè. Ci siamo, dai. Va bene. L'hotel quanto costa? 21.000 dollari. Allora, prima facciamo la strada. La strada che porta direttamente alla nostra zona turistica. Va bene. E allora, tronchi, stoffa, mobili. Non ne abbiamo fabbriche di mobili. Peccato, che sfiga. Oh, ma qua volete lavorare? Aumentiamo di un pelino qua. Ecco qua, sono arrivati subito. Ci siamo. Qua un'altra base militare la stiamo finendo. Centrali di smaltimento, Scuola superiore. Qualcuno aveva detto scuola superiore che dovevo aggiungere. Infatti qua ci sono sempre 15 studenti, un sacco di laureati. No, ma per adesso penso che basti.
Vediamo. Vediamo quello che succede. Intanto, vediamo se ci sono sempre senza tetto. 109. Le abitazioni di campagna abbiamo fatte. E le famiglie sempre problemi. Sempre che si seccano pure andare ad abitare in queste zone. Qua guardate. Qua invece no. Qua invece no. E allora, visto che qua questi sono meno schizzinosi, le case di campagna le facciamo. Il pozzo di petrolio non lavora nessuno. Male. Aumentiamo la paga che qualcuno arriverà. Mettiamo altre case di campagna. Eliminiamo tutte queste baracche che ci sono qua. Vediamo. Va bene. È strano nel pozzo di petrolio non lavora nessuno, Anzi, sapete che vi dico? La nuova scuola superiore la facciamo. La facciamo e la mettiamo qua giù. Perché può essere che veramente questa storia influisce parecchio. Ok. Qua stiamo producendo alla grande. Stiamo facendo anche merci in scatola. Perfetto, ne abbiamo già esportate parecchie. Dobbiamo aumentare ancora la produttività. Ce l'abbiamo, ancora un bel po' di cose. $3.000 in arrivo. Vediamo. No, miniera automatizzata no. Qualche altra casa di campagna qua penso che possa andare bene. Ce ne sono 3, 4. Un'altra qua e basta però. Vediamo un po'. Come intrattenimento penso ci siamo. Vediamo a livello. Oh, resort familiare. No, hotel economico. Ah, gli Stati Uniti ci mandano altri soldi. Oh, l'hotel economico lo possiamo fare facendo un po' di debiti, però lo possiamo fare. Vediamo quanto è l'efficacia. 75. Se lo facciamo sulla spiaggia 95. Perfetto. 95. Presidente, i tropicani chiedono delle lezioni per il prossimo. Sarei dal mio fianco. Vi prego che sarete dal mio fianco. Speriamo. Ora guardate da questo momento. Siamo al 61%. Siamo al 61%. Vi faccio vedere. Ecco, 57. Senza motivo. Senza motivo. È sceso. Che cosa è cambiato da un secondo all'altro? Niente. Cioè dico, è sceso perché appunto ci devono fare perdere in qualche modo. Sanità 88, cibo 88 adesso. Intrattenimento, ora facciamo qualche casino che arrivano qua alla nave. Guardate come li facciamo contenti a tutti. Casino è quello che è poi. Che c'era qua? Cabaret, adesso mettiamo un po' di roba. Però guardate come scende quell'indicatore adesso, che dovremmo arrivare proprio spaventati. Ecco qua. Casino, ragazzi, tutti a fare sto casino. Mi raccomando. Qua niente. Tutti i soldi al casino. L'hotel. Catering. Ah, perfetto. Abbiamo consegnato tutta la stoffa. Sigari agli Stati Uniti. Perché con gli Stati Uniti è sceso il rapporto? Allora lo diamo. Ok, ora siamo 81. Possiamo esportare sigari negli Stati Uniti. 55. 55. Ragazzi, 55. 3 uffici di costruzione abbiamo, Solo 2 opere da portare avanti. Le altre sono tutte ormai concluse. Aumentiamo leggermente lo stipendio qui. Eccoli. 56, ci siamo ripresi. Forza. Vediamo, ecologista, aumenta da 10 la bellezza. Non mi interessa. Agente generale non mi interessa. Preso, dobbiamo accogliere. Dobbiamo ottenere consensi da parte della popolazione. La banca che dice qua? Inventore. Ah, l'inventore lo possiamo mettere qua. Genera punti di ricerca in base all'efficacia dell'edificio. Vai. Va bene, va bene. Aumentiamo la qualità del servizio. Perfetto. Ok, aumentiamo leggermente la qualità. E vediamo un po' per quanto riguarda lo stipendio delle forze armate. Qua pure così. Qua pure così. Perfetto. Ci siamo. Che cosa dovevo fare? Il cabaret l'abbiamo finito. Abbiamo altri soldi da investire in qualche altra cosa. Museo.
un museo appunto in questa zona può essere interessante. Qui avanti 13%. Cos'era l'altra cosa che avevo messo in costruzione? Come mancanza di elettricità? Ah, vero, giusto, sottostazione elettrica qua, e queste si fanno subito, che l'elettricità non può mai mancare. Allora, cosa dovevamo fare? Che avevo detto appena ho i soldi lo faccio. L'hotel, d'accordo. I rustici, le centrali di smaltimento. Le centrali di smaltimento dove sono? Mi pare che costavano anche tanto. Però dobbiamo fornire divertimento alle persone, perché ci sono... ecco, il museo l'ho fatto. L'opera. Mettiamo anche l'opera davanti al museo. Anzi, l'opera la metterei qua in questa zona che è più ad hoc. Perfetto, ci manca qualche altra cosa. Ecco qua, villaggio di rustici. No, ma costa troppo. Come editti, invece, sensibilizzazione. Le stazioni di polizia e gli edifici fanno calare in misura minore la libertà. Il costo di mantenimento dipende dal numero totale di poliziotti. Va bene. Facciamo anche la campagna di immunizzazione. Se viene completamente l'efficacia delle cure, benissimo. No. No. Ce l'abbiamo. Sostegno ai mutui, riduce il livello di agiatezza necessario per vivere in tutte le strutture. Perfetto. Ragazzi, ci stiamo indebitando tantissimo per fornire alla popolazione un posto perfetto dove vivere, e sono sempre incavolati. Chi è che ce l'ha con noi? Politica, minaccia ribelle, fazioni. I militaristi ci adorano, i religiosi no, perché? Media indipendenti, milizia, voto per tutti i cittadini, non li vogliono. Poi c'è comunisti, va bene, indifferenti ai capitalisti, scadente, ambientalisti, perché industriali? Sorveglianza attivata, economia pianificata, servono queste cose. E guardate quanti votanti. I votanti, il maggior numero di votanti ce l'hanno i comunisti, 246, e siamo a posto, e i religiosi, 229. Sono questi che probabilmente appartengono a Suelo Gaza, il 47%. Militaristi ce ne sono pochi. Questo indicatore lo devo tenere sott'occhio. Nazione di immigrati, voto ai cittadini ricchi. Ah, loro volevano appunto il voto ai cittadini ricchi. Milizia, no, la milizia. Ah, forse possiamo cambiare la Costituzione. Ah, no, ancora no. Che la milizia la volevo togliere per mettere il reclutamento oppure i soldati professionisti. Oppure cosa volevano i religiosi? Vediamo. Media indipendenti lo voglio tenere. Posso mettere solo quell'altro, mentre per gli ambientalisti nuovi edifici ha emanato campagna di immunizzazione e non gli è piaciuto. Perché? Pensavo che era una cosa buona. Ma come facciamo a capire? Cioè, questo indicatore ci dice solo le cose che sono brutte o buone dopo che le abbiamo fatte. Questo è il problema. Vabbè, non lo so, aspettiamo un po', speriamo di farcela. Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni, guardate, Presidente. 51%. La procedura non è considerata molto legale, ma ti garantisco che nessuno verrà a saperlo. Come facciamo? Boh, possiamo vincere senza barare, col 51%. Anche le guerre più fredde sono destinate a finire, vecchio mio. Hai due possibilità, via militare o via riscaldamento tecnologica. globale. Non fermare la guerra fredda per adesso, che è il 1966. Speriamo di vincere queste elezioni, guarda. Però non è giusto, cioè appena è spuntato fuori l'icona appunto Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Meno male. Voglio essere il primo a congratularmi. Abbiamo vinto per 10 voti. Dobbiamo però fare qualcosa qui, non possiamo sempre ogni volta stare con la paura. Le fazioni, dobbiamo migliorare questa. Sì. Sì, dobbiamo migliorare questa. Vediamo, intanto salviamo, visto che abbiamo vinto.
La guerra fredda ancora non la voglio far finire. Voglio prima finire queste missioni. Vai. 11.000 dollari qua. 20.000. Chi è questo? Oh, questo è un ribelle. Oh, appena arrivano i soldi ti esiliamo. Attenzione, questi sono pericolosi. Qua un altro. Meno male che abbiamo attuato quella politica della polizia, almeno li riconosciamo. Ecco che arriva la nave con i soldi per buttarlo fuori. Allora. Poi questo ha pure... Sono infuriato. Eccolo posso... il maledetto. Che ora tanto morirà qua. Qua si spara. Ecco che partono i panzer. Meno male che li ho messi nel punto giusto.